tutti. Va ora in onda Lega e dintorni. Vita delle sezioni, impegno dei cittadini sul territorio. Con Stefania Paccagnella e Marco Grimoldi. Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori, io sono Marco Grimoldi, mi conoscete perché faccio ogni tanto le incursioni in Semmi e poi sono l'addetto ai gazebi, a tutti quei piccoli oggetti che trovate a Pontida e via dicendo. Ho vicino a me una gentil donzella, ciao! Ciao Marco, buongiorno a tutti, benvenuti radioascoltatori, siamo felici di iniziare questo nuovo progetto e quindi niente, lascio la Mi palla lasci a me subito la palla al balzo. sì. Come mai Lega Dintorni? Lega Dintorni è un progetto che nasce a una festa del provinciale a Nosate, dove lei è di casa, è la segretaria, e da lì, dopo una serie di svuotamenti, di sistemazione, di pulizie, perché le feste durano fino alle 2, ci siamo trovati a un tavolo e abbiamo detto: perché non diamo la voce a tutti i nostri militanti, a tutte le sezioni? E quindi io e la Stefania abbiamo deciso di lanciare questo progetto dove parleremo delle sezioni, parleremo delle associazioni che sono situate sul territorio e sia personaggi politici e non politici, perché soprattutto i militanti sono la funzione principale nelle sezioni, sono assieme ai sostenitori quelli che si alzano la mattina presto, vanno a fare i gazebi, prendono anche, tra virgolette, gli insulti dalle persone che sono di idee completamente differenti a nostre, però ci mettono la faccia, e la faccia sul territorio è una cosa molto, molto importante. A te Stefania? Beh, in effetti hai ragione perché comunque ascoltando il territorio e noi sezioni ascoltiamo la gente, parliamo con la gente, possiamo poi riportare ai nostri onorevoli, ai nostri consiglieri regionali, alle persone che comunque hanno un ruolo istituzionale importante, il pensiero dei cittadini. E infatti secondo noi è molto importante dar voce comunque alle persone che portano avanti grandi battaglie, come hai detto tu, sul E territorio. soprattutto la Lega è da 40 anni che dice queste cose, non come gente che arriva fuori adesso, io di qua, di là, di su, di giù. Il territorio per la Lega è molto, molto importante. Le battaglie si fanno sul territorio e i militanti e sostenitori sono i piccoli soldatini che si muovono dentro in questo territorio e a riportare tutto quanto la gente dice. Beh, in effetti guarda, abbiam chiamato oggi delle persone importanti per il nostro territorio, partendo comunque dal nostro segretario provinciale che comunque, ci spiegherà l'attività appunto sul territorio, come ci si relaziona un po' attraverso le varie sezioni, i vari la rete diciamo così che si forma all'interno di un movimento che, appunto nasce sul territorio per il territorio. Allora, innanzitutto grazie Stefania, grazie Beh, Marco no, scusami, ma non ti ho per l'invito, ma ci mancherebbe, non ti ho è l'emozione della prima sì, trasmissione. è il nostro diciamo, Alessio Zanzottera. oggi è il vostro battesimo per questo progetto a cui auguro un grande futuro. Io vi ringrazio perché avete colto poi nel segno di quella che è l'attività che facciamo noi sul territorio e di quello che è il legame che noi abbiamo con i nostri territori. L'attività della Lega, i rappresentanti della Lega, i militanti, i sostenitori
basano le loro battaglie su quello che raccolgono quotidianamente, perché lo stare tra la gente, lo stare sui territori è proprio la forza con cui siamo cresciuti ed è anche la forza dei nostri amministratori. Noi siamo una piccola parte della provincia di Milano che conta quasi 40 sezioni, abbiamo tanti militanti, ma tanti amministratori. Noi contiamo più di 100 amministratori sul nostro territorio che sono la vera forza, sindaci, assessori, ma anche tanti consiglieri di maggioranza e opposizione che ci permettono di essere presenti, di dare risposte alla nostra gente e, come dicevate voi in apertura, di raccogliere quelle che sono le sensibilità, le cose che vanno bene e anche quelle meno bene di un territorio. Noi nei prossimi mesi saremo impegnati nella campagna elettorale di 7 comuni che andranno al voto. Ne cito uno, mi scuseranno poi gli altri perché sennò è troppo lungo fare l'elenco e citarli uno a uno, ma partendo da Parabiago, dove abbiamo un sindaco uscente che è Raffaele Cucchi, non si potrà più candidare, ma abbiamo una grande squadra che lo ha supportato in tutti questi anni e sicuramente la Lega dirà con i suoi rappresentanti la sua anche nel comune di Parabiago, così come negli altri comuni. Ecco, 7 comuni in cui ci sarà grande impegno, in tutti i comuni sarà presente la Lega, sia con liste proprie, sia anche con liste uniche, così com'è poi la norma sotto i 15.000 abitanti con gli alleati, e cercheremo anche qui di portare il buon governo, quello che fanno i nostri rappresentanti nelle istituzioni, sia in regione sia al Parlamento, anche sui territori, perché è sempre stata la nostra forza. E poi nei prossimi mesi sicuramente saremo impegnati anche noi sul territorio con le iniziative per il sì al referendum, perché il 22 e il 23 marzo è Cosa una molto data importante, importante. è una battaglia giusta. Finalmente avremo modo anche di esprimerci su quella che è una richiesta di giustizia, di trasparenza, di equità, no, rispetto al trattamento che viene anche riservato. Io non voglio aprire qui una pagina di polemiche, citare alcuni avvenimenti anche sul nostro territorio, però ecco, anche la giustizia ha bisogno di essere riformata e i cittadini hanno bisogno di essere tutelati, e anche qui si parla tante volte di giustizia, di equità, si parla di una giustizia giusta. Ecco, questo è quello che vogliono i cittadini e le risposte che poi i nostri rappresentanti dovranno dare. Poi non li presento io, ma ringrazio anche qui i militanti presenti Sì, e soprattutto anche Cristian e Stefano per il lavoro che fanno sul territorio nelle loro sezioni. Cito loro perché sono qui presenti, ma ringrazio tutti i militanti che come loro quotidianamente fanno un grande lavoro sul territorio, nei propri comuni e anche nelle istituzioni. Guardo il caso di Cristian, che è anche consigliere di città metropolitana. sì, effettivamente noi siamo andati come prima sezione a Rho e stiamo aspettando un personaggio molto importante che ci potrebbe dare delle Guarda, notizie. ti dico subito in diretta che Sì. lui c'è. Ci sei? Sì, è Ciao. molto importante che mi preoccupa. Grazie del tempo che ci stai dedicando, Fabrizio Cecchetti. Presentazione, ma il molto importante sono altri. Beh, no, dai, Fabrizio, no, sei stato molto gentile perché so che hai un impegno imminente e quindi i 5 minuti che ci dedichi sono molto. L'impegno imminente è che sto prendendo un volo per andare a Roma, quindi siamo in una condizione, ovviamente nel collegamento, chiedo scusa anche ai radioascoltatori che magari appunto il segnale sarà un po' disturbato, però c'è questo impegno che ovviamente Fabrizio, è il bello della diretta, è il bello sentire i rumori, è il bello sentirti soprattutto te, cioè che cosa chiederti? Tu sei partito da Rho come militante, poi sei stato in comune, sei andato in regione, parlamentare, sei stato il segretario nostro della Lega Lombarda e io ti voglio porre una piccola domanda. In questo tuo percorso, qual è stata la tua esperienza e il ricordo che tu tieni volentieri? E poi, visto che tu stai andando a Roma, ci dai qualche news su Roma, il Parlamento e che come stai muovendoti te e tutta la forza della Lega in questa città? Ma guarda, mi hai fatto delle domande che meriterebbero più o meno 12 ore di risposte. E allora stiamo lì 12 ore, dai, perdi lei. Avendo però 4 minuti e se no dopo si diventa anche noiosi, è giusto che poi c'è lì, e saluto Stefano Giussani,
nostro capogruppo, anzi il nostro segretario e Cristian Colombo, li ringrazio pubblicamente per tutto quello che fanno sul nostro territorio. Tengono la bandiera alta della Lega in territori sicuramente non semplici, territori che sono sempre stati molto vicini alla sinistra. Ricordi ne ho tantissimi, sono entrato in Consiglio Comunale nel 98 e poi sono stato, appunto, come ricordavi, in Regione. Ho avuto anche la fortuna di guidare il Parlamento della Lombardia nel 2012, ero il più giovane nella storia d'Italia e uno dei più giovani dei consigli regionali dei parlamenti d'Europa, a livello di autonomia ovviamente di consigli regionali. Quindi tanti ricordi, tante cose belle sulle quali devo ringraziare solo unicamente la Lega, al tempo Umberto Bossi, Roberto Maroni, che non dimentichiamo mai, ovviamente Matteo Salvini, per le opportunità che mi sono state date, e ringraziare ovviamente i militanti che straordinari in tutti questi anni non hanno mai mollato. Ricordi più belli relativi al territorio, quando abbiamo avuto la fortuna di governare, no, per qualche anno, poi purtroppo le cose non sono andate come si voleva fino in fondo. In quegli anni, grazie alla Lega, io ricordo ad esempio una battaglia che in questi giorni si sente, no, per i fatti che sono avvenuti a Lonate Pozzolo, il fatto di aver chiuso in quegli anni, parliamo 2010 più o meno, quindi ormai sono passati 15 anni, ben 17 campi nomadi abusivi che erano sul nostro territorio, proprio sul territorio di Roma, una roba che, se ci pensi adesso, era una cosa folle, con la sinistra che li difendeva e noi invece cercavamo di ristabilire la legalità, no? Come quello che è accaduto in questi giorni a Lonate Pozzolo, dove sembra che l'occupazione di un ospedale, come è avvenuta, loro dicono all'esterno, ma hanno rotto anche l'entrata, hanno bloccato le persone che stavano entrando in pronto soccorso a Magenta, perché poverino, lui stava lavorando, quella persona che, ahimè, poi è stata uccisa, dal ragazzo che si è difeso davanti a una morte. Noi ovviamente siamo assolutamente rispettosi, perché quando uno muore e quindi va al rispetto davanti alla morte, però è che i parenti sono riusciti a bloccare l'ospedale di Magenta, Rom, Sinti in questo caso, Sinti non Rom, però comunque che hanno nel DNA la normalità nel dire per noi è giusto. Anzi, addirittura ti dicono uno sta andando a lavorare, no? Questo è entrato in una casa, gli è successo poi quel che è successo, ma loro dicono che stavano lavorando. Detto ciò, superando le questioni, tanti ricordi, tante cose molto positive, su quello che si sta facendo a Roma adesso come Lega, così diventiamo un po' più nel concreto di interesse un po' per tutti i radioascoltatori. Ricordo la battaglia, a parte oggi, poche ore fa, l'avrete già detto in radio, la bellissima notizia che arriva dal Parlamento europeo, ogni tanto qualcosa di positivo arriva anche dall'Europa. Abbiamo bloccato per ora quel trattato infame, perché è uno dei tanti trattati infami che rischiano di mettere in ginocchio la nostra agricoltura, i nostri agricoltori, e quindi già lì è un passo positivo oggi, quindi una giornata di semifesta. Dopodiché a Roma stiamo lavorando tanto sul pacchetto sicurezza, perché è quello che ci chiede la gente, perché chiede il buon senso. Poi ci troviamo a scontrarci con le idee di sinistra che fanno l'opposizione maggiore proprio quando noi cerchiamo di dare e di migliorare la situazione dei cittadini proprio sul tema sicurezza, no? Quindi ringrazio Nicola Molteni, Matteo Salvini, tutti quelli che operano e lavorano su questo tema. Nel mio piccolo Commissione Difesa c'è qualcuno, ahimè, alleato, che vorrebbe tirar via l'operazione Strade Sicure, 6.800 militari, 6.000 esattamente nelle strade, 800 nelle stazioni, che servono da deterrenza nel nostro paese, militari che svolgono un ruolo fondamentale, importante per quello in cui crediamo. Tra l'altro operazione che era nata nel 2008 sotto il ministro Maroni, poi andata avanti in tutti gli anni, diminuita sotto il governo del PD con i 5 Stelle, perché per loro la sicurezza non è a quanto pare una priorità, in questo governo aumentata. Ci troviamo davanti a una situazione dove dicono no, è meglio togliere questo presidio di deterrenza. Ecco, noi come Lega oggi abbiamo presentato in commissione, ma andrà avanti nei prossimi giorni, una risoluzione dove addirittura chiediamo invece l'aumento di questi militari sulle nostre strade, sulle nostre stazioni, perché è quello che ci chiede la gente. E come è nata la Lega, vicino al territorio, con la richiesta dei cittadini, dopo Alessio Zanzottera, che ringrazio per tutto il lavoro che ha fatto in tutto il nostro territorio, che continua a fare, lo dice giusto, il 22-23
di marzo avremo un'occasione straordinaria, finalmente dare un segnale a una magistratura che pensa più alle correnti, pensa più a determinati interessi piuttosto che al buon senso di quello che chiedono i cittadini, e quella è la dimostrazione. Noi facciamo le leggi, abbiamo cercato di fare delle leggi più repressive contro delle situazioni che sono intollerabili, dai Maranta alle baby gang, a situazioni folli dove ognuno fa quello che vuole. Noi abbiamo fatto le leggi, lo stiamo facendo, ci sarà un nuovo pacchetto sicurezza che sarà fondamentale. Le forze dell'ordine fanno il loro dovere, ricordiamo che da quando c'è questo governo, sempre grazie all'impulso della Lega, abbiamo assunto 42.000 agenti delle forze dell'ordine in più, non ci siamo fermati, entro la fine di questa legislatura ce ne saranno altri 30.000, questo per la dimostrazione di quanto noi teniamo a un tema che non è solamente poi di campagna elettorale, ma è nella nostra richiesta dei territori, come dicevo prima. Ebbene, davanti a questa cosa i poliziotti fanno il loro dovere, noi abbiamo fatto le leggi, poi molte volte si arriva davanti a un tribunale e a un giudice che invece di mettere in galera o ad espellere chi non deve essere sul nostro territorio pensa bene di lasciarli liberi o addirittura non riportarli al loro paese, perché questo va ricordato. Fortunatamente non sono tutti così giudici e magistrati, ma molte volte ci troviamo a scontrarci davanti a un qualcosa che è al netto dell'applicazione della legge, perché è la Costituzione che prevede che i giudici devono applicare la normativa. Può essere simpatica o non simpatica, può essere condivisibile o non condivisibile, ma va applicata, perché altrimenti il sistema democratico italiano rischia di uscire dai binari, se esce dai binari è un problema. Quindi sicurezza è il tema principale che stiamo portando avanti in questi giorni, dopo, e chiudo veramente sulla questione di una manovra finanziaria che ringrazio la Lega, in questo caso il ministro Giorgetti, che ha fatto una manovra credibile, che ci sta dando credibilità a livello mondiale. Lo dicono le agenzie di rating, non lo diciamo noi della Lega. Per la prima volta l'agenzia Moody's ha diminuito, anzi ha migliorato l'outlook, che gli ascoltatori probabilmente pensano che io stia dicendo delle parolacce, ma quell'indice che di fatto dà credibilità a un paese, e questo è avvenuto dopo 23 anni, perché noi abbiamo un ministro come Giancarlo Giorgetti della Lega che ha operato per il bene dei nostri cittadini, del famoso ceto medio che finalmente dopo anni si è visto diminuire le tasse, la ripartenza economica e tanti spunti assolutamente positivi. La Lega, dove governa bene, dai nostri sindaci, i nostri consiglieri comunali che ringrazio, e a salire dalla regione piuttosto che il governo nazionale. Chiudo perché ho parlato troppo, perché mi stanno facendo dei segni che iniziano l'imbarco e devo salire sull'aereo. Ti ringraziamo. Grazie mille, Grazie Fabrizio, Grazie. spero di averti qua Marco. in un'altra trasmissione dove possiamo stare Ecco. qua 18 ore, facciamo la maratona. Ringrazio oltre a voi per questa bella trasmissione che darà spazio a tutti i territori, perché la nostra forza è da lì, anche al direttore Sallusti, che oltre a parlare ovviamente dei temi di massimi sistemi, parla anche dei territori, perché la forza nostra è il territorio. Se non c'è il territorio siamo come gli altri, e noi vogliamo essere nel nostro bene, a volte facendo le cose giuste, a volte sbagliando, ci mancherebbe, chi non fa non sbaglia mai, però vicino alla nostra gente portare quello che sono le reali istanze nelle varie, dai comuni alle regioni, alle province, piuttosto che direttamente a Roma o a Bruxelles. Grazie ancora a tutti di cuore per quello che state facendo. Grazie mille. Grazie, buon viaggio. Grazie. Ciao. Ciao. Fabio. E niente, abbiamo attraversato i temi fin qui parlati e siamo ora con la sezione di RO. È stato già presentato da Zanzo tutto il discorso e abbiamo qua il segretario. Questa è una bella culla di un fan prodige, tra l'altro. Sì, un fan prodige. Chiediamo com'è la sezione di RO. La sezione di RO intanto ha una quindicina di militanti e una ventina di sostenitori. Io sono il segretario da 6-7 anni e faccio parte del Consiglio Comunale invece da 15 anni, sono stato eletto nel 2011. Siamo all'opposizione purtroppo, ma questo non ci toglie sicuramente la voglia di fare qualcosa. Siamo stati negli ultimi anni, l'anno scorso abbiamo presentato 49 tra interrogazioni e mozioni, quindi, e da quando siamo nell'ultima tornata, diciamo, abbiamo già presentato più di 100 interrogazioni e mozioni che
regolarmente vengono discusse o in consiglio comunale oppure chiediamo con risposta scritta, che comunque poi viene pubblicata nell'albo del comune, quindi tutti i cittadini vengono a conoscenza di quelle che sono state le nostre iniziative. Rho è una città, diciamo, amministrata dal centro-sinistra, come ha detto Fabrizio, praticamente da tantissimi anni. C'è stata questa breve parentesi di 3-4 anni nel 2009, ma purtroppo poi è ritornato in mano loro. È una città che si presenta male, nel senso che è sporca. Rho è una città sporca, non si può dire il contrario. Noi, per quanto riguarda questo fenomeno di degrado questo fenomeno di degrado che purtroppo è uno specchio della città, a partire dalla stazione dove bande di peruviani, di extracomunitari bivaccano, provocando spesso incidenti, accoltellamenti e tutto il resto, cosa che l'amministrazione minimizza. Noi presentiamo invece delle interrogazioni con risposta. Per esempio, l'ultima interrogazione, ho fatto adesso una richiesta agli atti per quanto riguarda le multe che sono state date per la mancata raccolta delle deiezioni canine negli ultimi 5 anni. Negli ultimi 7 anni ne avevano date 2, quindi non è che è già stato un grosso successo. Come avviene in molte città italiane, in molte province, soprattutto la provincia di Trento e Bolzano, dove adesso è diventata obbligatoria la mappatura del DNA per poter risalire poi ai signori che abbandonano le deiezioni di animali. Quindi la nostra presenza sul territorio è sicuramente costante. Io vengo da una frazione, sono nato a Lucernate, abito a Lucernate da quando sono nato, e mi piace ricordare che nelle ultime elezioni su 50 seggi dove, proprio tornando al discorso della presenza sul territorio, della militanza, su 50 seggi, che sono quelli che costituiscono i seggi di Rho, il centro-sinistra ha vinto in 48, ha perso solamente in 2 seggi, erano quelli di Lucernate. Per questo è un motivo di vanto, dove addirittura avevamo raggiunto in alcuni seggi, in un seggio il 36% di preferenze alla Lega e di iscritti alla Lega. Stefano, adesso lascio la parola a Cristian. Sì, perché mi hanno detto che siamo già in chiusura, mi dispiace, però ti pongo una domanda. Io ti vedo nei tuoi social, ci conosciamo da vita, ti vedo ogni tanto che sei lì che raccogli immondizia. È molto attivo. È molto attivo, sì, raccoglie l'immondizia, ogni tanto fa l'imbianchino, e poi voglio sfruttarti anche per un'altra cosa, qualche chicca, qualcosa di new di Città Metropolitana, soltanto che sì, breve, ma ti voglio qua un'altra volta. No, sarò telegrafico, buonasera a tutti. Sì, l'attività varia e quindi noi, a differenza dei giovani democratici del PD, che non ne conosco uno che ho visto mai con i guanti in mano, non abbiamo paura di sporcarci le mani, andare sul territorio e raccogliere anche la spazzatura per segnalarla puntualmente. È la dimostrazione che i giovani della Lega ci tengono all'ambiente in modo concreto e fattivo. Pillola da Città Metropolitana per poi lasciarvi e salutarvi. Dobbiamo lavorare per far sì che le province tornino a essere elette dai cittadini e dar risposte al territorio, perché sono degli enti intermedi essenziali e indispensabili, per cui la battaglia della Lega deve andare avanti e noi la porteremo avanti sicuramente dal territorio Città Metropolitana a tutti gli enti superiori. Quindi grazie dell'ospitata e ci vediamo presto. Allora. Colombo, io ti voglio qua ancora perché insomma il tempo vola, è volato e mi dispiace. Comunque ringrazio tutti i nostri... Anche per, se posso intervenire, per dar spazio ai giovani, perché comunque sono il nostro futuro e lui... Siamo qua. Sì, perché lui è anche referente nel Ticino della sezione giovani e ti vogliamo qua con i giovani e parliamo di questo... Affare fatto. Va bene, ringrazio tutti, ringrazio i nostri ospiti, da Stefano, da Zanzottera, la mia conduttrice assieme a me, la Stefania, che ci vedremo, anche la regia Natalie e soprattutto chi ci ha permesso di essere qua in questo momento, che è Giovanni Sallustri con tutta la sua redazione di Radio Libertà. Come dico sempre, piccola, grande, ma fortissima radio. Grazie e buonasera. A mercoledì prossimo.